Vedo una situazione che è ancora abbastanza altalenante, ma che nell'insieme tende a peggiorare. Scuote la testa il professor Andrea Vianello dalla sua finestra di osservazione, pneumologia, settimo piano dell'ospedale di Padova. I segnali che vede non sono buoni. Arrivano di nuovo pazienti acuti con complicanze respiratorie importanti, più di quanto non avvenisse una quindicina di giorni fa. Professore, questa situazione è altalenante ma tendente verso un peggioramento. Può essere legata alle varianti? Può essere legata alle varianti e le persone devono tener conto di questo, cioè devono tener conto del fatto che questa nuova normalità e questo precario equilibrio potrebbero essere sconvolti dalle nuove varianti. Quindi ancora una volta non devono abbassare la guardia. Andrea Vianello è anche membro del comitato tecnico-scientifico che illumina le scelte della Regione Veneto. Un dialogo sempre aperto, dice, ma sulle restrizioni decide il governo. Se dico giallo, arancione, rosso, lei cosa risponde? Io rispondo grigio, nel senso che nonostante da questo tipo di scelte e da questo tipo di strategie siano certamente arrivati dei risultati positivi, non è ancora chiaro fino in fondo quale sia il metodo di intervento effettivamente più efficace per confinare la malattia. Convivere con il virus che muta, la nuova sfida, accettata da medici e infermieri sempre in trincea, meno da chi sta fuori. Penso che il definitivo ritorno alla normalità ancora una volta sarà legato alla vaccinazione.